Nel 1977 ho trovato alla foce del Simeto un'ambra con uno scorpione dentro. Non sapevo cosa fosse, l'ho commessa in un cassetto per anni. C'è un oggetto che sembra una pietra, ma in realtà è tempo solido. Un frammento di storia che non si è sciolto. L'ambra. Quando si parla di ambra, quasi tutti pensano al Baltico. Pochi sanno che anche la Sicilia ha avuto e ha una delle ambre più rare e preziose d'Europa. L'ambra del Simeto. Un'ambra diversa, più scura, più profonda, più antica. Un'ambra che non nasce per essere appariscente, ma per custodire. Io quest'ambra non l'ho conosciuta sui libri. L'ho incontrata per caso. Era il 1977. All'epoca la foce del Simeto non era un'oasi naturale. Si poteva ancora cacciare. Era un luogo selvatico, silenzioso, dove la terra e l'acqua si mescolavano senza regole. Quel giorno ero lì. Camminavo lungo la riva, tra sabbia, detriti portati dal fiume, legni, pietre levigate dal mare. A un certo punto noto qualcosa di strano, una pietra diversa dalle altre. La raccolgo, la guardo contro luce e dentro c'era uno scorpione, perfettamente visibile, immobilizzato, come sospeso nel tempo. L'ambra era grande più o meno come una noce. Resto fermo a guardarla. Non avevo mai visto niente di simile. Incuriosito, continuo a cercare. E ne trovo un'altra, poi un'altra ancora. Alla fine ne raccolgo una decina. Alcune con inclusioni, altre senza. Le porto a casa e le metto in un cassetto. Non sapevo cosa fossero davvero. Non conoscevo il loro valore. Per me erano solo pietre strane, belle, misteriose. E lì restano, dimenticate. Passano gli anni. Un giorno vado a comprare il pesce alla pescheria di Acireale. Proprio di fronte c'era un laboratorio orafo. In vetrina noto dei gioielli in oro con incastonate delle ambre. Mi fermo. Le guardo e mi scatta qualcosa dentro. Entro e chiedo spiegazioni. L'orafo si chiamava Santo, un uomo semplice, competente, appassionato del suo lavoro. Poi col tempo siamo diventati amici. Santo mi racconta una storia che non conoscevo. Mi parla dell'ambra del Simeto, di quanto fosse rara, di quanto fosse ricercata, di come in passato fosse usata per gioielli destinati a persone importanti. A quel punto gli dico quasi per scherzo che anni prima ne avevo trovate alcune alla foce del fiume. Il suo sguardo cambia. Mi dice: portamele. Le guardiamo. Il giorno dopo torno con quelle ambre. Le mette sotto la luce. Le osserva una per una. Le gira, le pesa, le studia. E poi dice una frase che non dimenticherò mai. Da queste si può fare una parure bellissima. Collana, anello, orecchini. Mi propone un accordo. Lui avrebbe realizzato tutto il lavoro, montando le ambre migliori in oro. In cambio, avrebbe tenuto le 6 ambre più piccole rimaste. Accetto. Il risultato fu qualcosa di straordinario. Un gioiello che non era solo bello, ma carico di storia, di tempo, di Sicilia. Quel gioiello non l'ho mai venduto. L'ho regalato alla mia fidanzata,
che oggi è mia moglie. E ogni volta che guardo quella parure non vedo solo oro e ambra. Vedo un fiume, vedo una foce selvaggia, vedo un ragazzo che raccoglie una pietra senza sapere che stava toccando milioni di anni di storia. Perché l'ambra del Simeto non è solo un materiale prezioso, è una memoria naturale, resina fossile che ha attraversato ere geologiche, che ha imprigionato insetti, piante, frammenti di vita. È la prova che la Sicilia non è solo superficie, è profondità, è stratificazione, è tempo che si accumula. Oggi la foce del Simeto è un'oasi protetta. Non si caccia più, non si raccoglie più nulla, ed è giusto così. Ma le storie restano, e alcune, come l'ambra, continuano a brillare anche dopo decenni. Se anche tu hai sentito parlare dell'ambra del Simeto, o se conosci storie simili legate alla tua terra, Scrivilo nei commenti, perché a volte i tesori più veri non si cercano, si incontrano.